La Nebros non si ferma nemmeno davanti a un Real Siracusa in cerca di punti salvezza e Alvasi lo supera per 1-0 grazie al gol nella ripresa di Trovato, portandosi adesso al quarto posto in classifica nel girone B di eccellenza. L'11 di Palmeri, che rimane imbattuto in casa, centra inoltre la quinta vittoria nelle ultime 6 gare giocate e il sesto risultato utile di fila che consente ai locali di scavalcare il Città di Avole e guadagnare una posizione nella griglia playoff. Sono però gli ospiti a provarci subito con le conclusioni di Silla prima, che si perde alta non di molto, di Allo poi, il cui tentativo è murato in angolo da Sciotto, e di Stefano infine, che non trova lo specchio della porta. La Nebros non sta a guardare e risponde con Panzarella, il cui destro a colpo sicuro è respinto da Incatasciato. Insiste la squadra di casa, ma il colpo di testa di De Gaetano al 25esimo si perde alto. La punizione successiva di Giaimo finisce al lato non di molto. Il cross dal fondo di Di Vita è disinnescato dai difensori avversari, mentre la conclusione mancina di De Gaetano è respinta ancora una volta dal portiere in collaborazione con il difensore Mangiameli. Nella ripresa però, dopo il tentativo acrobatico di De Gaetano che finisce alto sulla traversa, la Nebros sblocca il match al minuto 67 quando il signor Parisi concede ai locali calcio di rigore per un fallo su Di Vita, e dal dischetto Trovato non sbaglia, facendo così Nebros 1 Real Siracusa 0, e per l'ex Virtus si tratta della prima rete con la maglia della Nebros. La formazione di Palmeri prova a chiudere i conti, ma il destro di Petrullo al 73esimo è respinto da Incatasciato, con l'estremo ospite che si ripete anche 2 minuti dopo sulla conclusione di Pontini. I locali spingono il piede sull'acceleratore, costruendo ancora nitide palle gol come quella che capita a Pontini, che da 0 metri non trova lo specchio della porta. Subito dopo Pontini davanti a Incatasciato calibra male il pallonetto che non c'entra il bersaglio grosso. Ancora Pontini ci riprova pochi minuti più tardi, ma Incatasciato si supera, respingendo anche il tapin ravvicinato di Noto, e sempre l'estremo del Real Siracusa è provvidenziale sul sinistro del solito Pontini. Nel finale però gli ospiti tentano l'assalto disperato, ma le sortite operate dai siracusani vengono disinnescate dalle decisive parate di K. L'1-0 finale consegna dunque alla Nebros l'11ª vittoria complessiva, 8ª casalinga del campionato e il punto numero 38 che consente all'11 di Palmeri di volare al quarto posto in zona playoff, mentre il Real Siracusa rimane fermo a 16 punti in terzultima posizione e con la zona salvezza distante adesso 7 lunghezze.